Allora, rieccoci in studio, rispondendo anche ai messaggi che chiedono concretamente che cosa fare, a chi rivolgersi. Già abbiamo visto appunto andare della polizia che è strutturata per ricevere queste denunce. Che altro, Rosanna? Poi abbiamo anche delle slide interessanti con dei numeri dell'analisi che avete fatto. Sì, nel senso che al di là delle molestie sui luoghi di lavoro, che insomma un numero e uno sportello come quello che la CGIL e lo SPI di Vicenza hanno messo in campo è importante, si tratta di dare indicazioni soprattutto per chi subisce violenza anche fra le mura domestiche, che sappiamo essere il luogo quasi privilegiato, no? Perché quasi sempre sono i partner. E i centri antiviolenza ormai ce ne sono in quasi tutte le città, anzi più di uno, e il numero nazionale, che è il 1522, a cui le donne possono rivolgersi. Questi sono intanto così immediatamente, no, il luogo e un numero di telefono a cui chiedere aiuto. Poi naturalmente le forze dell'ordine, come diceva Chiara, e però è tanto difficile che una donna prenda il coraggio, soprattutto quando la violenza avviene fra le mura domestiche, perché la donna ha questo, come dire, questa speranza, questa che sia una cosa passeggera, no? E poi comunque mette in discussione tutta la famiglia, appunto, e quindi... Sì, prendendosi cura, no? Sempre questo tema della cura che spetta e che continua la donna a perpetuare, e come dire, mi faccio salvatrice, no, di quest'uomo che ho scelto e che ho accanto a me. Questo soprattutto alle signore che hanno una certa età, che per stiamo parlando di proprio persone fra 65. le donne ammazzate quest'anno, una delle primissime, la seconda o la terza, ancora a gennaio, è una donna di, cosa aveva, 79 anni, che viene ammazzata a bastonate, e prima di morire, perché muore dopo 2 giorni, riesce a raccontare che erano 50 anni che suo marito la maltrattava, la picchiava, ecco, quindi ed è finita appunto bastonata, uccisa a bastonate, insomma. Ecco, quante donne vivono una vita intera, no, accanto a un uomo violento senza avere il coraggio di denunciare. Di reagire, e poi dando anche un esempio non bello ai figli. Si vergognano, poi si vergognano come dire, quasi di essere loro la causa, no? E questa è la cosa peggiore. A questo punto sì, occorre anche l'aiuto di una psicologa, di personale estremamente preparato, perché si parte da dei presupposti sbagliati. Voi tra l'altro vi avvalete di una ricerca, io chiederei alla regia se metti in onda la prima slide, relativa a femminicidi e violenze appunto sulle donne, che sono stati, eccoli qua, le ultime notizie che sono emerse per quest'anno. 19 novembre 2020 Milano, omicidio Stefania Dusi, le chat cancellate, le impronte sul mozzicone che hanno incastrato il presunto killer. 19 novembre Campobello di Mazzara, poi sempre il 19 novembre a Gela, il 18 novembre 90 Padovana. Sì, questo è ancora quell'omicidio di cui il corpo, no, non si saprà mai dove è stato nascosto e sepolto. E altri casi, nel senso che ogni giorno sui giornali e sui media, se leggiamo attentamente, ci sono molte notizie che riguardano violenza non tutte vengono sulle riportate, donne. peraltro. Poi vengono anche riportate dalla stampa quando succede l'atto più grave, insomma il femminicidio, anche in termini che non vorremmo mai sentire, perché c'è sempre quasi una scusante. Mi riferisco all'ultimo omicidio, no? In cui questo uomo ha ammazzato sia la moglie, che ha ferito gravemente la moglie, ha ammazzato uno dei figli, ferito l'altro, e addirittura un giornale a carattere nazionale, no? Riportava le parole dei vicini, ma senza, come dire, nessun commento, come dire, ma è un uomo buono, un uomo veramente... No, beh, il fatto è questo fa capire cosa? Che molte volte queste persone che perpetrano dei atti di violenza nei confronti tra le pareti domestiche, all'esterno hanno un'ottima immagine di sé, danno un'ottima immagine di sé, quindi sono i cosiddetti insospettabili, come serial killer, gli insospettabili. Sì, quando un uomo arriva
No, non sempre, però quando un uomo arriva ad usare la violenza fisica su di una moglie vuol dire che tutto il resto è già stato distrutto precedentemente. La donna si trova da sola senza punti di riferimento e di salvezza. Anche questo impedisce alle donne di denunciare per il paura del dopo, e questo è molto importante. Qua c'è tutto il tema della dipendenza, anche economica, per molte donne, no? Quindi cosa succederà successivamente? Cosa succederà? Non ho lavoro, perché poi in queste relazioni malate tante volte, in cui c'è anche a volte una forte gelosia, no? Assolutamente immotivata, l'uomo costringe la donna a non lavorare, a rimanere in casa, a rimanere chiusa fra le pareti domestiche, e se ci sono figli, e poi i figli che fine faranno, e io non ho un lavoro, come posso mantenermi, no? Tutte queste paure che non hanno senso di esistere e che bisogna noi con forza, dirlo, insomma, che invece devono assolutamente uscire da questa violenza, e c'è chi le può aiutare. Questo è fondamentale, ci sono dei numeri significativi, vediamo l'altra slide: 2800 donne over 65 vittime di violenze sessuali, 60.000 donne over 65 vittime di truffe finanziarie, e qui vabbè anche gli uomini, 25.000 donne vittime di violenze psicofisiche nelle RSA, cioè case di riposo, e il 30% dei femminicidi riguarda donne over 65. Ecco perché non ha età questo fenomeno di cui parlavamo. Certo, e diciamo che poi c'è una differenza, ci sono delle differenze tra la violenza verso le donne giovani, adulte, e le donne anziane. Certamente c'è sempre questa violenza fra le mura domestiche, ma poi c'è quella istituzionale, appunto, come viene detto anche qua, che il 30%, 25.000 donne vittime di violenze psicofisiche nelle RSA, e queste sono quelle che sono state accertate, ma è molto complicato e difficile valutare di quanto ammonta questo fenomeno. Certo. Quante donne anziane subiscono maltrattamenti in famiglia ad opera del coniuge, se c'è, o dei figli addirittura, perché sempre di più nelle età più avanzate abbiamo donne, e anche non sempre in ottima salute, no? Quindi con tutto il tema della cronicità, no? E quindi quando queste donne magari hanno lavorato una vita, hanno aiutato il marito e i figli, magari nel tenere i nipoti e quant'altro, poi si ritrovano anche bastonate, no? A subire maltrattamenti, perché magari c'ha bisogno della sua pensione, no? Ecco, però questo è un fenomeno veramente molto molto difficile da indagare. Da un lato si dice le persone anziane in casa con la famiglia eccetera, dall'altro quando parli con molte persone anziane dicono no, preferirei avere la mia casetta, saremene stata a casa mia, perché a casa non vengo rispettata dal figlio della situazione o dai nipoti della situazione, che chiedono appunto solo soldi per tirare su la pensione. Bisogna un pochettino stare attenti anche a queste cose qui. Io chiedo anche della regia, se metti in onda l'altra slide, femminicidio-italia.info, perché appunto segnala dei numeri interessanti, un numero interessante: 60 femminicidi all'inizio 2020 in Italia, poi quest'anno è stato particolarmente duro, 1522 il numero antiviolenza, cioè 1522, ricordatevi il numero antiviolenza, quindi questo va ricordato assolutamente. Ecco, di queste 60 donne che sono state ammazzate nel 2020, guardando l'età, insomma, 9 sono over 60. Quindi persone che avevano un matrimonio alle spalle, una vita coniugale ben radicata, e che finalmente magari avevano cercato di reagire, che però la cosa è finita male. O sono state ammazzate dal coniuge, appunto, o dall'ex coniuge, oppure perché poi ci sono anche situazioni in cui una donna che ha subito maltrattamenti e violenze in famiglia, quando i figli sono cresciuti e vanno fuori, no? Prende magari il coraggio e si separa.
Ecco, quello è un momento assolutamente critico delicato. che dovrebbe essere, come dire, accompagnato anche da un aiuto da parte dell'istituzione pubblica, penso ai consultori familiari, no? Penso Bisogna vedere appunto. per poter essere supportata in questa decisione che è importantissima, è fondamentale, perché insomma se una non è che deve subire e continuare a subire, però è un momento molto delicato e quindi un aiuto è molto importante, insomma, per queste donne. E questo, adesso qua mi collego, a questo proposito è arrivato un altro messaggio. Io sono un uomo altamente geloso ed ogni volta che mia moglie telefona o vede qualcuno la tampino per sapere subito chi è, però non obbligo e non obbligherei mai a non far qualcosa, convinto che un rapporto sia di fiducia e certo che qualcuno vuole tradire, comunque lo farà e lo farà ancora di più se lo leghi. E questo purtroppo è un dato di fatto. Poi il rapporto di fiducia tra due persone che stanno insieme è fondamentale, il rispetto è fondamentale, certo. Il rispetto, altrimenti non si va da nessuna parte. Ma io non so, rispetto a un uomo che confessa, insomma, no, di essere molto geloso e di avere questo bisogno di controllare immediatamente il motivo di una chiamata o di qualcosa rivolta alla insomma è coraggioso, no, averlo ammesso. Ecco, forse una chiacchierata con qualcuno che gli può spiegare che questo è un controllo un po' troppo eccessivo, no? Credo che non gli farebbe male. Magari anche sono delle forme di insicurezza che sono legate a tanti fattori, infatti, però comunque il fatto dopo di rispettare la persona. Tante volte si ha proprio paura di andare a parlare con uno psicologo, una psicologa. Il consultorio familiare è un servizio per questo, è un servizio di prevenzione, non di cura. È un servizio dove andare a prendere alcuni consigli, no? a provare a riflettere assieme a qualcuno che ha la competenza professionale per darti una mano. La nostra segretaria collegata qui con noi da Vicenza, la chiamo in causa e chiedo contestualmente alla regia di mettere in onda lo sportello di Vicenza, la slide relativa allo sportello di Vicenza. A voi vengono più persone giovani, persone di quale età o anche anziane? Eccolo qui, così ci sono anche i numeri di telefono e l'iniziativa che state facendo, relativamente anche ai messaggi che sono arrivati. Che cosa può dire che praticamente succede sul campo? Allora, intanto una cosa però volevo dire sul messaggio che è arrivato prima. No, positivo che chi ha scritto il messaggio si renda conto di un problema, ma forse non se ne rende conto fino in fondo, nel senso che se tu rispetti e ti fidi di una persona non vedo il motivo per tampinarla. Ecco. Forse un'analisi andrebbe fatta. E una cosa voglio dire, questo significa in parte non rendersi conto di un comportamento che può diventare persecutorio, ed è quello che molto spesso succede ed è quello che vediamo succedere anche nei posti di lavoro quando poi andiamo a chiedere magari conto di quello che è successo. No, ma io non stavo facendo niente di male. È quella violenza che dicevo prima, subdola, che non si capisce, che non si coglie, che forse nemmeno quello che la fa capisce che la sta facendo. Questo credo sia un esempio abbastanza lampante, perché il controllo stretto su una persona è una violenza, perché è limitare pesantemente la libertà e forse non sempre ci si rende conto fino a dove si può arrivare. Tornando allo sportello di Vicenza, le persone che si rivolgono a noi sono naturalmente donne che lavorano e sono la maggior parte di un'età compresa fra i 30 e i 50 anni. Abbiamo avuto anche, tra l'altro io personalmente, casi di giovanissime. La cosa difficile in questi casi è che chi viene da noi, come posso dire, non ha raccolto sempre delle prove intanto che permettano poi di agire magari in giudizio, e questa è la cosa più difficile. Ma chi arriva a un vissuto psicologico talmente tanto, talmente forte, talmente pesante, che anche la grossa difficoltà e il lavoro primo e più difficile è quello di, come posso dire, capire fino in fondo che cosa è successo. Poi teniamo conto che chi arriva da noi, ma come sempre, questo ci diceva anche lo sportello antiviolenza, chi denuncia una violenza, se poi ha una violenza nel posto di lavoro, ha anche il problema, primo, di perdere il posto di lavoro, cosa che succede, nel senso che può essere che io denunci una molestia e venga licenziata.
magari trovano un altro motivo, un'altra scusa, però non sempre vanno a finire bene le cose. E lo stigma familiare che ci può anche essere nei confronti di chi denuncia una violenza, perché al di là del caso di stupro terrificante, tutto il resto si presta a quelle cose in cui uno dice sì, ma tu cosa hai fatto? E questa cosa del tu cosa hai fatto persiste, continua e c'è ancora molto pesante nella nostra società. E quindi accogliere e capire le donne che vengono da noi non è molto semplice. Sono la maggior parte appunto nel pieno dell'età lavorativa, moltissime sono del terziario e dei settori meno tutelati. Chiaro. Questo grazie Chiara Bonato, torniamo con adesso contratti insieme. Poco tutelati. Sì, leggo un altro messaggio che è arrivato, ne arrivano tantissimi. Sono d'accordo con l'ospite collegata, spesso i maschietti fin da piccoli fanno le cose senza nemmeno rendersi conto e spesso perché loro stessi sono immersi in una società che gli insegna questo e questo per loro diventa normale. È interessante questa analisi che ha fatto il telespettatore o la telespettatrice, ma penso il telespettatore. Riflettiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme.